Gestire i social network è un vero e proprio lavoro e va da sé che non possiamo utilizzarli da subito tutti quanti. Quindi, dovendo operare una scelta, qual è il social network che può fare per noi e per la nostra attività? Dunque, per scegliere da quale social network cominciare, dobbiamo innanzitutto chiederci chi sono i nostri clienti e cosa vogliamo comunicare. In base alle risposte a queste due domande possiamo operare una scelta tra Facebook, Instagram e LinkedIn. Partiamo da Facebook. Facebook è il social network con il più alto numero di utenti attivi in Italia. Nato nel 2004, mentre fino a qualche anno fa era utilizzato da molte fasce d'età, attualmente si posiziona sugli over 35, over 40. Un aspetto distintivo di Facebook è la versatilità. Vi permette di pubblicare un'ampia gamma di contenuti, foto, video, articoli, note all'interno di Facebook, ma non solo, ci sono anche delle funzioni molto avanzate che vi permettono di inserire delle vere e proprie vetrine per degli e-commerce. Attualmente si aggancia a delle piattaforme esterne, ma a livello beta stanno già cominciando delle funzioni che incorporano all'interno di Facebook un vero e proprio e-commerce. È quindi molto versatile e adatto a diversi utilizzi. Quindi, quando utilizzare Facebook? Quando il nostro target di età è over 35. Quando abbiamo un'ampia gamma di contenuti da comunicare, quando vogliamo potenziare magari il nostro e-commerce, quando soprattutto vogliamo utilizzare una serie di strumenti come i risponditori automatici che ci agevolano nella gestione dei contenuti, quando vogliamo poi promuovere i nostri post anche senza budget eccessivamente impegnativi e soprattutto quando la maggior parte della nostra clientela è rappresentata da privati o utenti finali. Passiamo ora ad Instagram. Instagram nel nostro paese è il terzo social network di riferimento, dietro a Facebook e YouTube. Rispetto a Facebook è caratterizzato da una serie di contenuti più orientati al visual, quindi immagini dal formato quadrato. È popolato da una serie di utenti mediamente più giovani di Facebook, quindi andiamo dai 18 ai 35 anni. L'aspetto principale da tenere a mente quando si utilizza Instagram è la qualità delle foto, l'aspetto visual, la gradevolezza estetica dei vostri contenuti, che deve essere ovviamente di buon livello. Instagram è anche adatto quando si vuole avere una relazione più diretta con i propri clienti, in quanto non supporta funzioni come il risponditore automatico. Anche Instagram ci permette di creare delle bacheche dedicate allo shopping, quindi vendere i nostri prodotti, e in ultima istanza anche per Instagram vale la considerazione fatta su Facebook, quindi è adatto primariamente per un target fatto di privati e utenti finali. Passiamo ora a LinkedIn. LinkedIn è un social network un po' snobbato dalle aziende della zona. Si rivolge primariamente ad un target professionale. Attenzione, a differenza di Facebook e di Instagram, in cui potete avere magari un registro un po' più semplice e colloquiale, in LinkedIn dovete avere una comunicazione estremamente professionale. Non dovete quindi trattarlo come se fosse il vostro social network privato, ma cercare qui più che in altre piattaforme di mantenere un registro di contenuti elevato. Rispetto alla quantità di contenuti che Facebook e Instagram letteralmente divorano, su LinkedIn potete anche comunicare di meno. Tuttavia è importante, lo ribadisco, che la qualità dei contenuti sia molto elevata. Rispetto alle interazioni che potete avere su Facebook e su Instagram, parliamo sicuramente di un volume minore. Tuttavia è molto utilizzato, soprattutto all'estero, da attori business, quindi da clienti finali che sono rappresentati primariamente da aziende o magari enti pubblici. Ecco, se vi rivolgete a questo tipo di clientela, vi consigliamo vivamente di presidiare LinkedIn con una comunicazione di qualità. Se inoltre vi rivolgete a realtà anche estere, vi rinnoviamo il consiglio a utilizzare questa piattaforma perché soprattutto all'estero è molto utilizzata e anche un contatto chiave può fare la differenza. Un'ultima considerazione di carattere generale per la gestione dei social.
Che si tratti di Facebook, che si tratti di Instagram, che si tratti di LinkedIn, che si tratti anche della sezione Google My Business, tenete conto che tutte queste sono realtà che stanno in piedi grazie alle inserzioni. Inserzioni vuol dire dedicare un budget, anche ridotto, non necessariamente importante, alla promozione dei propri contenuti. Questo vi permetterà di raggiungere un ampio numero di potenziali clienti. È un'operazione abbastanza semplice che è gestibile anche in maniera guidata all'interno dei singoli social network.